Anche dai ballerini della Federazione Italiana Danza Sportiva, che ringrazio ancora una volta ufficialmente, dalla scuola La Madonnina, Diego, Patrizia, Fabio, Valeria, Nicola, l'ospite d'onore della puntata di questa sera, Nicola Di Bari. Tu balli? Sei brava a ballare? Per niente. Eccola. Però c'è qualche sciura, dai, che questa sera magari ti dà due dritte, eh? Guarda, non ho mai saputo ballare. Scusate un attimo, Mi piace vedere gli altri ballare. Un attimo solo, Nicola. Prego. Non notate una leggera somiglianza con Anna Delli Ponti? Dai! No, perché quasi quasi mi viene voglia di... No, lasciamo perdere. Nicola Di Bari con noi. Lo ringraziamo, grazie. Ti aspettiamo dopo il tuo tour mondiale negli Stati Uniti, in America Latina. Ci salutiamo con tuo grandissimo successo. Il cuore, signori miei, che colpa ne ho, amici, se il cuore è uno zingaro. E va! Nicola Di Bari! Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo. Le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo. Per te si è fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va? Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà, chissà, e si fermerà. L'ho vista dopo un anno, l'altra sera, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di risponderle, sì, ma senza mai guardarla negli occhi, io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va? Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà, chissà, e si fermerà. La 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 la, la 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 la. E andiamo tutti a rendere omaggio a Nicola Di Bari. Bellissime canzoni le sue, un grandissimo artista, l'omaggio anche del pubblico e in più, per finire in bellezza, c'è per te una piccola sorpresa, vero Clara? Infatti, allora sentiremo questo brano che è la più bella del mondo dell'8 dicembre 1978, proprio